nostro territorio. Adesso ci mettiamo invece in collegamento telefonico con il WWF, perché c'è un appuntamento che tra l'altro ha anche un'ora ed è un appuntamento molto importante di cui vi vogliamo parlare. Al telefono con noi c'è il presidente del WWF del Friuli Venezia Giulia, Roberto Pizzutti. Pronto? Buongiorno. Presidente, pronto. salve. Allora, l'ora della Terra è questo l'appuntamento che vogliamo presentare insieme a lei qui a SOS Casa. Domani 31 marzo alle 20:30 in punto scatta l'ora della Terra. È un evento che è stato organizzato fin dal 2007 e io lo dico molto semplicemente, lei poi ce lo spiega, riguarda lo spegnimento di monumenti e dei luoghi più simbolici delle città, e questo avviene in tutto il mondo. Presidente. Sì, è una cosa veramente fantastica pensare che partirà dalla Nuova Zelanda e di ora in ora ci raggiungerà, quindi fra 24 ore più 3, 4, 5, adesso mi confondo, anche nella nostra regione, in varie città ci sarà lo spegnimento fatto dai comuni, fatto dai cittadini, quindi le città nel Friuli Venezia Giulia sono Trieste, Monfalcone, Udine e Pordenone, e poi con molto piacere nostro hanno aderito anche dei comuni montani come Forni di Sopra, come Sauris, Tarvisio, Artegna. Molto interessante per noi perché credo che siano i primi a subire i cambiamenti climatici per effetto della diminuzione della neve, l'innalzamento della temperatura, e quindi si comincerà a vedere da lì il problema, che già comunque non è indifferente, vista la siccità per esempio di questi giorni, non è detto che non censi. Presidente, possiamo dire che le amministrazioni pubbliche sono via via più sensibili a questo argomento? Sì, tante volte lo sono veramente, tante volte lo sono non nei fatti ma solo nelle parole, sì. E quindi ci vuole una maggior attività, deve essere intrapresa una maggiore sensibilizzazione per le proprie strutture. Per esempio è necessario che le scuole per esempio vengano ben coibentate, vengano dotate di sistemi come termovalvole che limitano la temperatura nelle aule. Le dico questo perché abbiamo fatto nei giorni scorsi un censimento, diciamo una piccola indagine così, sì, su una cinquantina di edifici, e abbiamo rilevato in un'aula magna addirittura 27 gradi con gli studenti. 27 gradi? Sì, sì. Ed era inverno, cioè non la temperatura di questi giorni, era ancora febbraio, quindi vuol dire che c'è un malfunzionamento o un disinteresse. Noi speriamo che sia un malfunzionamento più che disinteresse. Certo. Senta, così tornando alla presentazione dell'ora della Terra di domani, si spegneranno appunto i centri o i monumenti comunque più importanti, più significativi? Sì, a Udine per esempio verranno spente le luci del castello dell'Oggiato di San Giovanni, a Monfalcone quello dell'ex prefettura, a Trieste di Piazza Unità d'Italia, e anche a Pordenone, adesso mi sfugge esattamente, Piazza 20 settembre, il centro comunque. Certo, ma si riuscirà secondo lei a vedere qualche stella in più? Le città hanno tante difficoltà da questo punto di vista, però c'è questa speranza nostra che questa iniziativa cresca sempre di più. Certo. È cominciata in grande all'estero, in Italia sta avanzando con tante adesioni di personaggi famosi che fanno anche da traino da noi. Molto importante sono tarvisiani, Nives Meroi e Romano Bennett, sono due alpinisti che hanno già scalato tantissimi 8000, stanno per partire per il loro 12°, e quindi ci hanno dato questa testimonianza che chiedono anche loro alla gente di spegnere la luce per quest'ora e di adottare anche tutto l'anno delle piccole misure. Esatto. per evitare gli sprechi, per cui usare di più la bicicletta e i mezzi pubblici, isolare gli edifici, installare pannelli fotovoltaici e termici, le valvole termostatiche, quindi non sprecare l'acqua, specialmente quella calda, evitare di stampare i contenuti digitali. Sembra anche banale, ma insomma si risparmia tanta carta e si riesce anche lì
Infatti, conserviamolo il più possibile nei computer, se non dobbiamo stamparlo per forza. Certo. Presidente, ecco, questo secondo me, salutandoci, è importante ribadire che questo è un evento mondiale, quindi un evento che speriamo che abbia e avrà sicuramente una grande risonanza, ma è solo una forma di sensibilizzazione, cioè poi sono i nostri comportamenti quotidiani che devono andare in questa direzione, come ha detto lei. Certo, e grazie della vostra intervista. Grazie a lei, buona continuazione, a prestissimo e ricordiamo, arrivederci Presidente, e ricordiamo allora a tutti quanti, domani alle 20:30 è l'ora della Terra. Il Presidente Pizzutti, architetto, ha elencato una serie di cose che riguardano anche le costruzioni che fanno parte di quel costruire ecosostenibile di cui stiamo parlando. Sicuramente, ha dato anche dei buoni consigli. Sì. La riqualificazione degli edifici esistenti è uno dei passaggi fondamentali, andare a risparmiare su quelli, come l'esempio delle scuole, è molto importante. La gestione degli impianti, quelli delle valvole termostatiche piuttosto che altre soluzioni, sono sicuramente dei dispositivi da andare ad adottare che con un costo ridotto poi portano dei grandi vantaggi a livello di consumo energetico.